Ci sono voluti quasi 30 anni, ma ora è realtà. La variante di Pizzgrone in comune di Sospirolo ha finalmente visto la luce dopo decenni di progetti, battaglie, ricorsi e scontri. Sulla nuova bretella lunga circa 1400 metri confluirà tutto il traffico di scorrimento che fino ad oggi attraversava l'abitato di Piz. Soddisfatti i cittadini, soddisfatto anche il sindaco prossimo all'addio Renato Moro. L'idea della variante risale ai primi anni 80, il primo progetto del 1987. Poi, negli anni, i ricorsi e lo scontro tra provincia e sovrintendenza. Sergio Lelon, presidente di Palazzo Piloni dal 2004, ricorda l'impegno suo e della sua squadra con un progetto rifatto ex novo. È soprattutto grazie al nostro lavoro che oggi siamo qui, ha commentato. Quasi 2 milioni e mezzo di euro la spesa sostenuta per l'opera dalla provincia, poco meno di 4 quelli messi sul piatto della regione per la variante di Pizzgrone. Ma da Venezia guardano avanti. Dopo Sospirolo l'obiettivo principale resta Col Cavalier, ma c'è anche la prosecuzione della variante di Agordo, aperta pochi mesi fa. Prossimamente dovremo aprire i cantieri per completare la variante di Agordo, poi è il prossimo anno con gli ulteriori interventi previsti che sono importanti. Oltre alle due importanti opere, ce ne sono tante altre, molto più piccole, ma dal notevole peso economico, che sono fondamentali per il bellunese. L'11 di novembre, alluvioni nella provincia di Belluno, a tutto l'inverno con neve, ghiaccio, sale e altro, si sono create tali e tante voragini nella viabilità della provincia di Belluno che mettere insieme tutti questi costi, mettere insieme tutte queste spese per ripristinarle, viene fuori un'altra grossa opera, dai 3 ai 4 milioni di euro. Sono buchi dappertutto, è un disastro collettivo.